Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la domanda è: di cosa sentivamo tutti un impellente bisogno? Ma ovviamente di una euro patrimoniale green. Era proprio una necessità sentita dai popoli europei, dalle famiglie europee, dalle aziende europee, dai contribuenti europei. L'ideona è della Danimarca, che è la presidente di turno dell'Unione, governo diciamo di centrosinistra, che in realtà rispolvera un vecchio cavallo di battaglia appunto danese, proposto per la prima volta nel 2021, e che sostanzialmente è l'introduzione di una nuova patrimoniale climatica europea, perché ci sono ancora imprese che sono riuscite a sfuggire alla follia del Green Deal, che ricordiamo già oggi costa all'anno al contribuente europeo circa 1.285 miliardi, l'8% del PIL dell'Eurozona. Comunque qualche impresa riesce ancora a tirare avanti sul continente, e quindi serve questa patrimoniale climatica alla danese. La notizia ferale l'ha anticipata Bloomberg, che ha potuto visionare una nota del 30 giugno, quindi molto recente, redatta appunto dalla presidenza di turno dell'UE, la Danimarca, che ha promesso di fare il possibile per finalizzare entro novembre, quindi a brevissimo, una controversa proposta di legge che riformerebbe la tassazione dei carburanti e dell'elettricità nell'Unione Europea. In particolare questa proposta avrebbe i seguenti pilastri: rivedere le accise sull'energia con un allineamento all'Agenda 2030 degli obiettivi climatici dell'Unione Europea, cioè ancora più accise con degli obiettivi ancora più ambiziosi dal punto di vista degli ecotalebani, folli dal punto di vista di chiunque dimori nella realtà, di drastico abbattimento delle emissioni, abbattimento che, ricordiamo, l'Unione Europea ha già deciso che dovrà essere del 90% entro il 2040. Alla Danimarca non basta, più tasse e ancora meno emissioni, meno industria, meno economia, questo vizio di come dire, perseguire un sostentamento vago del continente è chiaramente una cosa reazionaria con cui farla finita. La ratio sarebbe spostare le tasse da un criterio basato sui volumi consumati dai singoli paesi a uno basato sul contenuto energetico e l'impatto ambientale, per penalizzare l'uso di combustibili fossili incentivando le fonti rinnovabili. Quindi da un lato c'è sempre la turba ingegneristica dirigistica di costoro, che dai loro uffici vogliono determinare l'economia e le scelte concrete energetiche che chi dimora nella realtà appunto deve fare sul continente, tra l'altro penalizzando sempre come dire, l'energia tendenzialmente usata non dagli strati più abbienti della popolazione, diciamo. E comunque la Danimarca non ci sorprende purtroppo che partorisca quest'ennesima eurofollia, perché tra le altre cose a partire dal 2030 sarà il primo paese al mondo a implementare una carbon tax sulle emissioni di gas serra prodotte dal bestiame, giuro, per ogni tonnellata di anidride carbonica emessa da pecore, mucche e suini, cito, non è una sceneggiatura di un film comico, è prevista una certa tassa, cioè anche la famosa tassa sui peti del bestiame non è una boutade, è effettivamente prevista da costoro, e sono costoro che vogliono più tasse per tutti noi, anche per i contribuenti italiani, in nome del talebanesimo green. Cioè questa è la lucidità che alberga in costoro, cioè è gente che prevede tasse sui peti delle mucche, e questo è. Mi rendo conto che non riesco a attingere dal vocabolario parole all'altezza della situazione, che è grave ma non seria, avrebbe detto Flaiano, proprio mai come in questo caso l'aforisma è azzeccato. Quello che so è che i contribuenti italiani e europei hanno bisogno di tutto, tendenzialmente di sopravvivere, tranne che della mazzata finale via patrimoniale green. Almeno questa, per favore, risparmiatecela. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio